questa giornata con la preghiera, la formazione cristiana e l'amore verso il mondo, voi potete capaci di portare con profonda umiltà e con viva fede nella vita di ogni giorno quell'amore e quella generosità che contraddistingue il vostro servizio ed essere così l'esempio ai vostri confratelli. Volete prestare dunque la vostra opera al servizio dei fratelli della Chiesa di quanti hanno bisogno? Poiché il vostro servizio ha un grande valore ecclesiale, volete impegnarvi ad amare la Chiesa, nell'obbedienza a questo comandamento, lasciatoci da Cristo di andarci l'un l'altro come Lui ci ama. Voi che vi ribellate servire il Signore come cavalieri del Tempio, volete impegnarvi a alimentare la vostra fede con la preghiera personale, quotidiana, nell'esercizio generoso ai fratelli ogni giorno. E ora fratelli, mettiamoci in preghiera affinché il Signore aiuti con la sua grazia e buone intenzioni e i ottimi propositi di questo servizio. Preghiamo ognuno per conto proprio. O Dio di bontà, che hai creato nel mondo di Gesù Cristo, tuo Figlio, fatto servo per riscattare l'umanità, e nella Chiesa continua a suscitare per mezzo del tuo Santo Spirito la vocazione al servizio, benedici tuoi figli, che oggi ti presento a te, affinché cercate bene del ministero del servizio Dio e il prossimo, e di contribuire a rivelare, a rivelare la presenza e la ricchezza del mistero pasquale, del tuo Figlio Gesù Cristo, che vive e regna con te, lo Spirito Santo, per tutti i secoli e secoli.